Amici Bellini, sento un bisogno viscerale di parlare di campo, di movimenti dei giocatori, dello spazio, delle marcature, di tutto quello che è gioco del calcio, e quindi voglio mettere alle spalle quello che è successo e parlare della partita, perché poi ci aspetta una sosta incredibile e quindi approfittiamo. E vi arriva anche un po' tardi questo video, io l'avrei potuto anche preparare ieri sera, farvelo arrivare di mattina, nella speranza di vabbè, fammi andare a dormire, magari succede qualcosa e la possiamo chiudere con una lettura definitiva. Giuseppe Capaccio, benvenuto, buon onomastico Giuseppe, e un abbraccio a tutti i papà, un abbraccio purtroppo anche alla famiglia di Gio Barone, che abbiamo perso in questi minuti, e andiamo a parlare un pochino di campo. La sosta delle nazionali ci darà opportunità, nostro malgrado, di parlare di mercato, di parlare del futuro, perché sarà inevitabile, e quindi noi parliamo un attimo della partita, utilizzando la partita capiamo dove si dovrà intervenire, perché questa squadra deve essere aggiustata, si deve capire se Calzona è o non è un'opzione da valutare, e quindi andiamo. Questo screenshot l'abbiamo visto ieri e da lì noi ripartiamo, ma quelli che voglio farvi vedere sono, magari, io spero sempre di farvi vedere degli screenshot che possano portarvi a lasciare un like, cioè qualcosa che non hanno fatto vedere ancora tutti. Questo credo che l'abbiano visto in tanti nel famoso riscaldamento di fine primo tempo, tanti sorrisi, in un momento in cui il primo tempo del Napoli non è stato ottimo secondo me, e quindi questo non è stato un bel vedere onestamente, ma non solo Osimhen onestamente, perché lo stesso Nathan mi sembrava abbastanza tranquillo, si divertono col pallone, sono ragazzi che si divertono col pallone, probabilmente chiunque altro in quel momento non stai vivendo la partita, e non mi piace tantissimo. Chi invece è risultato un po' più teso, magari ha sentito un pochino la pressione dell'ambiente circostante, era Zielinski. Non l'ho visto sorridere, e qua mi mancano immagini, ho riguardato la partita a fondo, abbiamo solamente una testimonianza di un bordocampista di DAZN che ci ha raccontato di uno Zielinski che ha parlottato con Calzona, come se Calzona volesse metterlo in campo al posto di Traoré, e poi c'è stato un conciliabolo, ma non ho visto le immagini, quindi non ve la posso raccontare questa cosa. Se qualcuno ha immagini me le mandasse, perché mi interessa tanto per capire se è stato un momento, se è la partita che non era il caso per lui, se potremo utilizzarlo nelle prossime partite e chiudere la stagione potendo puntare su Zielinski nelle rotazioni, perlomeno non lo sappiamo. E quindi al posto suo entrerà Cagliuste, che è entrato anche benino, sempre in ordine sparso, chiedo scusa, questo è un altro intervento provvidenziale di Juan Jesus. Si libera bene Barella, questo era il momento in cui l'Inter fa un po' più di forcing alternato al possesso del Napoli e il tentativo del Napoli di pareggiare. Qua si libera bene Barella e tira quasi a colpo sicuro, va in chiusura Olivera, ma dietro di lui c'è Juan Jesus che la metterà in calcio d'angolo. Sono tantissimi gli interventi di Juan Jesus che avrei potuto farvi vedere, ne ho presi giusto un paio, sono simbolici. Adesso le pagelle, ne possiamo discutere. E se le polemiche poi hanno riguardato più l'extracampo, ovviamente l'arbitraggio, ecco, qualcuno me lo chiedeva, insomma, gli stessi tifosi dell'Inter, no, parliamo degli episodi. Questo è uno degli interventi. Qua siamo al 6° minuto. Se non sbaglio, spinta contro spinta, Traoré cade, raccoglie il pallone perché l'arbitro ha già fischiato il fallo, e Pavard gli tocca anche il pallone rischiando di dargli un calcio sulla mano. Si arrabbia moltissimo qua Traoré. Pavard non viene ammonito, figuriamoci, siamo al 6° minuto, verrà ammonito poi, però sono tantissimi gli episodi in cui insomma ti innervosiscono, perché sono abilitati a fare qualsiasi cosa. Alla fine l'Inter chiuderà con 16 falli, se non sbaglio. Questa è una ripartenza dell'Inter che dimostra
una capacità, una facilità di corsa che hanno loro, nella fisicità dell'Inter. Si parla anche dei movimenti senza palla che fanno quando attaccano in tanti uomini e rientrano in tanti uomini. In questo caso zoom per farvi capire, la palla sta qui, ma zoom perché c'è un passaggio su Bastoni ed è Di Lorenzo che cerca di anticiparlo, ma Bastoni di prima la serve al centro per Thuram. In questo caso siamo in questo momento tutti sbilanciati e come vedete restano solamente in 3 in difesa qui e già sta attaccando anche Barella, c'è Thuram, c'è Lautaro, c'è Di Marco che sta andando e quindi qua sono mancate un po' di preventive, un po' di accortenza, perché se ti butti per cercare l'anticipo lo devi indovinare o devi fare fallo. Siamo sempre alla solita storia. Se tante volte il Napoli è uscito anche bene da dietro, nel momento in cui fanno 2 passaggi ti fanno il fallo e ti hanno chiuso. Se il Napoli non fa mai il fallo, loro arrivano in porta e quell'azione si sviluppa poi così velocemente. Loro si riversano in tanti, vedete sono 1, 2, 3, 4, 5 e 6 che attaccano la nostra porta. La palla qua ce l'ha Di Marco e risulta liberissimo Darmian, che sarà il primo ad andare alla conclusione con un colpo di testa che parerà Meret. In questo caso ovviamente c'è il ritardo di Lorenzo che cerca di recuperare, c'è un buco che onestamente Kvara deve cercare di chiudere perché sta troppo dietro. Darmian è partito, distinto lo devi seguire, visto che giustamente Olivera finisce centrale perché devi fare la scalata generale. Di conseguenza qua ci attaccano in tanti e ci mette una pezza Meret. Come vedete insomma liberissimo Darmian che colpisce di testa e in questo caso fortunati anche noi che il colpo di testa andrà proprio verso Meret, che era un po' schiacciato su quel palo quando c'era tutta questa zona di porta da prendere e anche l'uomo qui libero, no? Se avesse scaricato all'indietro. E insomma il Napoli fa una cosa che fa spesso, si schiaccia poi troppo sulla porta e sulle respinte di Meret centrali, il discorso Caprile, capitano un altro paio di occasioni, lo stesso Lautaro e anche Barella che la sparerà alto. Per il discorso calcio d'angolo che c'era o non c'era, io immagini chiare non le ho trovate su quel contrasto Darmian di Lorenzo, volevo giusto metterla che c'era questo calcio d'angolo nel primo tempo per il Napoli che non venne dato, quindi se qualcuno avesse voglia di dire avete rubato perché quel calcio d'angolo non c'era, questo qua c'era. Possiamo mai sapere se in quel calcio d'angolo magari avremmo fatto il gol nel primo tempo? Non si può sapere, quindi si va avanti. E nella completezza, perché mi piace essere completo e vi parlerò anche di una simulazione dei nostri, in questo caso Rrahmani è imprudente e qua ci sarà il famoso fuorigioco che non porterà al controllo di questo contatto che è netto e che sarebbe potuto essere punito con il calcio di rigore. Contatto Thuram-Rrahmani ha sofferto, secondo me, rispetto a quel Rrahmani ha sofferto la partita e qua abbiamo rischiato molto. L'altro invece, di cui io ero preoccupato perché dico in reaction questo si poteva anche dare, alla fine è stato sdoganato, dice Rrahmani anticipa con la punta, con il pallone, tocca il pallone e quindi lì non c'è niente da dire. Questo è stato il limite grande del Napoli, specialmente nel primo tempo. Il Napoli arrivava anche in zona cross e vedete che occupiamo anche parecchio l'area. Arriva Olivera qua che deve essere l'unico target, perché poi con Olivera in quella zona vediamo Kvara che si è spostato dall'altra parte e mi piace concettualmente che arrivi la mezzala Traoré a riempire l'area insieme a Raspadori. Il problema è che sono troppo piccolini e il cross non arriva mai. Il Napoli in questo caso ha il possesso di palla con Di Lorenzo, c'è vicino Anghissà che riceverà, c'è Lobotka qui, c'è Politano che ha fatto il solito movimento per la possibile sovrapposizione, non arriva mai il cross ed è anche logico perché loro sono tutti alti e forti e se scegli Raspadori ci devi arrivare in un altro modo, quindi la scelta di Raspadori anche con il senno di prima, ma anche con il senno di poi non ha pagato più di tanto. Brutta immagine che mi potevo anche risparmiare, scusa. Ecco qua tiro le orecchie a Raspadori, non ho problemi a farlo. C'è un possibile step on foot, entra proprio con la gamba boom, sul terreno Acerbi e distinto Raspadori si tira la gamba, non viene preso e si butta a terra senza poi protestare con l'arbitro. Cioè lui c'ha l'istinto, dice ma ha preso e non mi ha preso. E qua
Acerbi gli fa una bella cazziata, però qua distinto lui ha simulato e quindi io me la prendo con il ragazzo, perché le simulazioni sono la rovina del calcio, che siano fatte dai nostri avversari o siano fatte da noi. Poi dopo riceverà i suoi calci veri e propri che si vedono in 4K, ma in questo caso no. Questa è una di quelle azioni che vi dicevo, è proprio Acerbi. E vedete in che zona di campo finisce Raspadori? Si è mosso molto, ha fatto la partita che deve fare da falso 9. Il problema è che non ci sono stati poi gli inserimenti delle mezzali, perché lui si porta dietro l'uomo che lo segue fino a centrocampo. Poi il Napoli deve essere bravo a muovere di più il pallone e a muovere senza palla quelli che si devono inserire dove si crea lo spazio, ma l'Inter è veramente brava a rioccupare gli spazi lasciati quando seguono a uomo gli avversari. Non era assolutamente facile. Questa è la situazione del gol. Vediamo che il Napoli è anche schierato benino, ma c'è un'unica discrepanza: essendo questo Lautaro, era stato seguito da Rachmani e quindi Rachmani era finito in posizione di terzino sinistro. Bene che abbia preso il suo posto Olivera qui vicino a Juan Jesus, e siamo abbastanza schierati bene, un pochino lesi e un pochino lenti vediamo Politano e Anghissà nell'andare a chiudere su Bastoni. Gira in maniera veloce la palla all'Inter. Volendo chiedere qualcosa in più, io chiedo a Kvara di dare un occhio, perché si è inserito Darmian, andare a occupare la posizione di Lautaro. Si sono praticamente scambiati Lautaro e Thuram. Il marcatore c'è in quel momento, è Olivera, e purtroppo si stacca dalla marcatura Darmian e la palla finisce proprio a lui. Questo mi fa sempre piacere farvelo vedere, e può essere un giochino che potete fare anche voi a inizio partita sempre. Vi ricordate la famosa immagine di Zielinski passivo mentre tutti vanno ad attaccare quando il Napoli batte? Quando il Napoli batte, notate la mezzala sinistra cosa deve fare. E come al solito si batte a centrocampo, la palla va dietro verso i difensori che devono lanciare, e come vedete Traoré deve andare a prendere, a schermare, a bloccare, a ritardare, a rallentare il primo pressing del centravanti, che cercherà di non farti sviluppare con facilità con il primo lancio. E in questo caso è anche Olivera che nota questa cosa e dà un'eventuale soluzione, perché Thuram va forte e Traoré lo va a prendere, come fece Zielinski e come ha fatto lo stesso Traoré in un'altra partita. È uno schema, è una preparazione della partita che ti dice l'allenatore. Io l'ho notato per la prima volta con Calzona, non lo so se si fa sempre, ma questo oramai è un giochino che possiamo fare. E l'ultimo screenshot purtroppo penso che abbia fatto il giro del mondo, perché siamo 20 secondi oltre il recupero e il Napoli ha questa occasione clamorosa. Rilancio di Meret lungo verso Simeone che lotta con Bissek. La palla viene presa da la punta, che ti può dare anche uno sfogo. Qui sono saltati tutti gli schemi, però lotta Simeone con Bissek, la palla finisce a Lindstrom che avanza. Cercano di coprire, di ritornare quelli dell'Inter, che però oramai si sono riversati anche in attacco per cercare di segnare all'ultimo secondo. In questo momento Lindstrom avrebbe la possibilità di servire, e ce l'ha la tecnica per farlo, il passaggio alla Insigne per Callejon, lo ha fatto spesso Kvara anche per Osimhen. Insomma, questo è un passaggio che giocatori internazionali hanno nelle loro corde, non è troppo difficile, e vediamo che Ngonghe era assolutamente solo, attaccando bene lo spazio, in grande ritardo Bastoni, e ci potevamo giocare un jolly pazzesco. Purtroppo Lindstrom deciderà per un dribbling in più e verrà chiuso, e niente da fare. Me la prendo con Lindstrom fino ad un certo punto, è entrato nell'ultimo minuto utile. Se sei a freddo dovresti essere più lucido degli altri, magari non hai avuto manco il tempo per riscaldare il cervello, non lo so, però purtroppo aspettiamo ancora il momento decisivo di Lindstrom. Secondo me sono 9 finali e facciamole 2 o 3 con Lindstrom titolare da qualche parte, perché sennò io non capisco che giocatore abbiamo preso e quali sono le sue effettive potenzialità. Tutto questo mi porta a dare le seguenti pagelle che non servono a niente, però è un giochino che facciamo. A Meret do 7, non ve le ho fatte vedere le parate, ma le avete viste negli highlights sicuramente. Le fa
le sue parate, fa anche un'uscita alta che toglie castagne dal fuoco, sta performando un po' di più Meret in questo momento. La valutazione per il futuro va fatta sicuramente, perché abbiamo dei grossi dubbi su quello che deve essere il futuro, e grossi dubbi per quanto riguarda un po' tutta la squadra. È notizia delle ultime ore interessamento dell'Inter per Raspadori. La Lazio con Tudor ovviamente si rinteressa a Simeone. Osimhen, se arriva l'offerta, il Napoli deve venderlo al più presto se arriva quell'offerta famosa. Di conseguenza dobbiamo rifondare completamente tutto l'attacco, capire cosa fare con i trequartisti, capire se riscattare Traoré o se puntare su qualcun altro. Dendoncker non lo vediamo nemmeno, quindi grosse vibes alla Tuanzebe. E idem per quanto riguarda la difesa, punti su Nathan, fai un altro anno con Juan Jesus, che fai col vice di Lorenzo, e il terzino sinistro ti convincono Olivera e Mario Rui per un altro anno, in porta non si sa niente, quindi come si fa a dire già, però il Napoli senza le coppe, perché qualcuno l'ha detto, senza le coppe il Napoli già favorito per lo scudetto l'anno prossimo. E poi c'è stata una capriola, perché si è ragionato che anche la Juventus senza le coppe, come vedete, perde terreno e è scivolata addirittura terza. Quindi non è così che si ragiona. E io il giovedì voglio vedere partite, che siano di Conference, che siano di Europa League, che siano di Champions League. Se succede un miracolo, io voglio vedere partite infrasettimanali, perché altrimenti diventa difficile fare una squadra forte. Va a finire che poi ma abbiamo solo una competizione, diventa ridimensionamento e non vorrei tutto questo. Quindi io do 7 a Meret, do 5,5 a Di Lorenzo. Ci sono state 2 o 3 sbavature per il capitano, non dà sempre non sta dando un contributo né in attacco né in difesa del suo livello, sarebbe veramente arrivato il momento di fargli staccare la spina. È un'annata difficile per il capitano dell'annata straordinaria, che si ritrova a subire in prima persona con più responsabilità l'annata disastrosa, quindi è tosta, mi rendo conto, e mi piace l'idea anche di dare simbolicamente nella prossima partita magari la fascia di capitano a Juan Jesus. Se ne farà un'altra da titolare, mi sembra simbolico. Ho annotato che il mondo del calcio non si è schierato ma non ci sono le prove, più di quello che Juan Jesus doveva dire, che cosa ha dovuto fare, anche un ulteriore post per ribadire le frasi che ha dovuto subire, visto che Acerbi ha pensato bene di negare e tutti a minimizzare. Adesso dovrebbero essere ascoltati dalla Procura Federale e dobbiamo capire che cosa succede. Ma a Juan Jesus io do 8, non solo per quello che ha fatto, ma perché la partita è stata di grandissimo livello, ci ha salvato in diverse occasioni, anche in 1 contro 1, arriva il gol dalla sua parte, mantiene freddezza per tutta la partita, è leader della difesa e dei compagni. L'8 perché potevo fare 10 simbolico, no, l'8 è proprio un voto vero, reale, che ci porta a non perdere a Milano, il che non avviene sempre, perché il Napoli ha una tradizione molto negativa a Milano contro l'Inter. È difficile dire un punto guadagnato, un punto preziosissimo quando sei in rincorsa, è un punto che quasi ti condanna a non crederci più, però devi sempre contestualizzarlo, devi capire chi stai affrontando, in che periodo sei. Se il Napoli l'anno scorso era più 21 dall'Inter, adesso l'Inter quanto sta? Più 31 dal Napoli, insomma un pareggio non era scontato. E Calzona, con tutte le cose che gli possiamo dire, tra le sostituzioni, l'essere un pochino chiuso nella sua scatola del piano gara, delle riflessioni si possono fare, però ci ha ridato la dignità di una squadra che viene un pochino più rispettata, si vede anche dal numero di falli che ci fa l'Inter. Alla fine ci sarà un equilibrio di possesso palla, un equilibrio di XG, ovviamente quello di Juan Jesus è molto alto, e quindi a Juan Jesus do 8, mentre do 5 a Rachmani, che mi è sembrato molto in difficoltà. Non lo so se sono un pochino duro con Rachmani, ma mi aspetto un po' di più. Do 5 anche ad Olivera, potrebbe essere 5,5, però l'ho visto soffrire, e purtroppo il gol di Darmian in quel momento era suo, e quindi avrebbe dovuto fare qualcosa di più. Do però 4,5 ad Anghissà, perché non ce la faccio più e devo vedere Cajuste titolare nella prossima partita, perché basta così, non devo aggiungere altro, e
è insopportabile. 6,5 a Lobotka che predica nel deserto come sempre e do 6 a Traoré che ci fa vedere delle cosine. Alcune sbavature le fa, è anche un problema di condizione sicuramente, non lo so, se vale 25 milioni. Il Napoli ci deve ragionare e farci sapere. 6 a Politano che batte il calcio d'angolo che verrà spizzato da Bastò. Qualcosina la fa, però non gli puoi chiedere nemmeno tanti cross. Doveva anche dare un occhio a Di Marco. Raspadori anche ero quasi tentato di dargli un 6 di filosofia. Ecco, un 6 filosofico perché ha fatto la sua partita che secondo me gli ha chiesto Calzona, però ovviamente la punta deve fare qualcosa in più. 5,5 per Raspadori e do 6 a Kvara che ci ha provato ma era molto isolato e più di tanto non si poteva fare da quella zona. Ingresso direi positivo di Cajuste che ci ha messo un po' di dinamismo. A 74 entrano Simeone e Mario Rui. Simeone riesce anche ad andare al colpo di testa che prende la porta. Il Napoli non prende la porta alla grande, quindi anche Mario Rui entra e subito fa vedere un pochino più di iniziativa in avanti. E poi non voglio dare voti né a Ngonghe né a Lindstrom perché altrimenti rischio di essere troppo cattivo con Lindstrom e non vorrei esserlo. Questi i giocatori del Napoli che saranno impegnati con le loro razionali, se qualcuno è interessato. Facciamo un pochino di cronaca a spicciola. Meret, Di Lorenzo e Raspadori. Con l'Italia qua dietro, negli Stati Uniti, non credo, avevo pensato di andarci ma dovrei avere degli impegni lavorativi. 21 marzo e 24 marzo. Cajuste, Portogallo, Svezia il 21 marzo, dopodiché Cagiasti, Svezia, Albania il 25 marzo. Lobotka, Slovacchia, Australia il 23 marzo. Norvegia, Slovacchia e quindi ci sarà un'altra volta. Succede, quante volte si deve giocare sta partita? La Norvegia che si deve incontrare con Ostigard, Rachmani che deve affrontare l'Armenia e l'Ungheria e Zielinski con la Polonia. Poi c'è Kvara che ha una partita con il Lussemburgo e Oliveira che avrebbe potuto affrontare Traoré, ma ci fanno sapere che probabilmente Traoré stesso ha rifiutato la convocazione, forse per recuperare una forma migliore. Andremo a capire. Non ci sono notizie di Osimhen che se non entra te lo porti in panchina, ma se non entra lui quando stai perdendo o pareggiando vuol dire che è da considerarsi a rischio e quindi fa bene ovviamente a non partire e a recuperare la forma migliore. In conclusione ricordate che se non volete essere vittime di abusi anche verbali state attenti a come vi vestite perché altrimenti è colpa vostra. Questo si evince dall'articolo della Gazzetta dove praticamente addirittura Juan Jesus sbaglia lui 3 volte sbaglia probabilmente anche ad essere nato con quel colore. Non c'è altro da aggiungere, siamo al paradosso più assoluto, ci ritorneremo perché questa storia deve trovare un punto e come ho scritto anche su Twitter, anche da Spalletti mi aspetto una presa di posizione un po' più netta perché ci ha detto, io ho parlato con Acerbi, lui ha minimizzato e quindi non lo ritiene. Se ha sentito solo una campana deve ascoltare quella campana. Juan Jesus aveva il telefono spento, è una cosa che poi l'ha riacceso, l'ha dovuto riaccendere per postare quella cosa, l'ultimo post su Instagram. Quindi io spero che Spalletti abbia sentito Juan Jesus e prenda una posizione seria, perché altrimenti io del tatuaggio me ne sbatto. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio, vi bacio, se siete arrivati fin qui siete veramente i miei eroi, ascoltare un'analisi dopo 2 giorni vuol dire che veramente avete simpatia per me o vi interessa il calcio giocato più delle schifezze che dobbiamo sostenere o meglio subire, e ci saranno giochini, ci saranno cose di calciomercato, sondaggi da fare perché gli attaccanti spostano la fantasia. State tranquilli che arriveranno dei contenuti. Poi se proprio non c'è niente da dire, ad maiora, ci sentiamo poi più tardi.